Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie, grandissimo Sveva, la nostra grande e bella giornalista. Allora, ringraziamo intanto Radio Libertà, siamo alla vigilia di Pasqua, domani è la Santa Pasqua, quindi gli auguroni a tutti. Io, a nome dei nostri collaboratori che voi in radio più o meno sentite o avete sentito o sentirete ancora in futuro, vi faccio a nome loro anche gli auguri, tipo quello di Achille Boeris, che per noi è il nostro Babbo Natale, oppure il presidente dell'Automoto Club Canavese Ubaldo De Maria, l'ingegner Diego Cudia, grande presidente, grande rappresentante delle auto elettriche eccetera, non solo in Italia ma internazionali, il presidente dei disabili dell'Associazione Senza Limiti Ferigo Gianni, sì, grazie. E poi abbiamo Fulvia Canino, l'avvocato, che fa sia penale che civile e altre attività. Allora noi abbiamo in diretta Cudia, va bene, allora ingegnere ti rubo un minuto o due perché siamo in attesa di collegarci con il giornalista Federico Rabbia, il No quale ci Luigi, dovrà abbiamo in parlare di collegamento parecchie Federico cose. Rabbia, non Cudia. Ciao, Cudia. Sì, ciao Luigi, sono in diretta io. Grazie Federico, l'avevo fatto perché tu mi avevi detto che avevi qualche problema magari, allora per evitare c'è anche l'ingegnere. No. Comunque grazie Federico, ti do l'anticipo del Buona Pasqua, so che sei in strada, sei in movimento e quindi dovresti spiegarci un po' come sono le situazioni a livello sportivo. Il tuo problema e la tua attività è quella sportiva, quindi ai nostri ascoltatori è meglio che spieghi come vanno le cose, a che punto siamo e quali sono i nuovi incontri, nuove attività che abbiamo davanti. Vai Federico, allora, grazie. Grazie Luigi, buongiorno a tutti. Allora io sono Federico Rabbia, qualcuno magari si ricorderà di me per precedenti collegamenti qua su Radio Libertà. Io sono un collaboratore dell'Eco del Chisone. L'Eco del Chisone è una testata storica del Pinerolese, di Pinerolo in particolare, cioè nasce a Pinerolo. E per l'Eco del Chisone, voglio premettere, non seguo soltanto l'ambito sportivo o alcuni sport, ma anche alcune cittadine della zona del Pinerolese e della pianura pinerolese, limitrofa a Torino. Ma in questo caso parliamo appunto di sport e siccome per il giornale io sono l'inviato alle partite dei Giaguari Torino di football americano. Ricordiamo che i Giaguari Torino sono la principale squadra piemontese di football americano e praticamente giocano nella massima divisione. In questo momento sono impegnati nel girone B di Italian Football League o IFL, l'acronimo, e quindi vi spiegherò un attimo come sta andando il campionato insieme al dirigente sportivo dei Giaguari Torino, Paolo Paschetta, che è in linea con noi. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Federico. Buongiorno. Allora, ricordiamo un attimo, i Giaguari Torino erano partiti molto bene nel girone B di IFL, vincendo le prime 4 partite, di cui 3 giocate in casa a Borgaretto, al Totta. Ricordiamo Borgaretto è una frazione di una cittadina che si chiama Beinasco, limitrofa a Torino. In questo momento i Giaguari, giusto parlamentare, stanno giocando lì e non nel loro impianto storico di Parco Ruffini, Stadio Primo Nebbiolo, perché è ancora in manutenzione. Questo stadio è proprietà del comune di Torino, quindi giocano al Totta di Borgaretto. Avevano iniziato molto bene con 3 vittorie interne e poi avevano vinto 3 vittorie interne e la quarta in Liguria. Però poi ci sono state due sconfitte. La prima forse da mettere in conto contro i fortissimi a Firenze e contro i fortissimi Paolo, mi ricordo il nome della squadra di Firenze. Firenze, sì. Firenze, ok, che non mi veniva in questo momento, e poi hanno perso domenica scorsa a Roma contro i Marines Lazio per 23-20, quindi un punteggio tutto sommato, insomma una partita comunque combattuta, ma una sconfitta di misura. Ecco, allora ripartiamo dalle ultime 2 sconfitte, in particolare quella di
di Roma e chiediamo un attimino le sensazioni su questa partita al dirigente sportivo Paolo Paschetto. Sì, grazie Federico. Allora, innanzitutto ripartiamo tranquillamente da Roma perché su Firenze, sulla sconfitta di Firenze c'è poco da dire. I Guelfi Firenze sono la squadra da battere quest'anno, sono vice campioni d'Italia in carica, ma rispetto ai campioni in carica hanno qualche marcia in più perché quest'anno non hanno ancora subito sconfitte. Infatti a Roma ci hanno abbastanza suonato come zampogne, quindi era una sconfitta ampiamente prevista. Diversa la storia a Roma, perché a Roma siamo andati convinti di portarci via la partita contro una squadra che all'andata avevamo ampiamente battuto senza alcun problema e che non presentava novità particolari o non si pensava sulla carta che potesse essere ostica come invece è risultata. Non abbiamo fatto sicuramente una bella gara noi, perché abbiamo buttato via molte occasioni di segnare e abbiamo subito più che altro la loro organizzazione della gara, dato che giocavano su un terreno di misura ridotta, loro ci erano abituati, noi ci siamo lasciati un po' sorprendere, infatti hanno poi vinto di misura con un calcio che, dato che il campo è più piccolo, risultava più facile da raggiungere e da concretizzare. Non lo abbiamo fatto noi. Scusa Paolo, il cosiddetto field goal, il calcio piazzato, esatto, che si può fare qualsiasi posizione sul fronte offensivo. Ecco, tu hai sottolineato, appunto, lo stai rivedendo adesso anche nell'intervista che hai dato all'Eco del Chisone, a me, che appunto il campo era molto una lunghezza molto minore rispetto a un campo, sì, tra virgolette regolamentare o quasi diciamo regolamentare. Che Federico, i campi regolamentari misurano 100 yard di lunghezza, una yard è poco meno di un metro, sono 91 centimetri, quindi meno male possiamo parlare quasi di metri. Tra 100 metri e 80 metri, che era la lunghezza del campo di Roma, c'è una bella differenza. Chiaramente tutto il gioco lungo, quindi anche i calci come il calcio d'inizio, sono completamente diversi, perché è facile calciare la palla in fondo al campo in un campo corto e quindi la squadra poi che riceve il calcio riprende le proprie azioni dalle 25 yard su 80 vuol dire avere a malapena 55 yard da fare contro le 70-80 che si trovano da coprire in un campo normale. Questo ha favorito il loro gioco, perché loro sono arrivati vicino alla porta per poter calciare il field goal, appunto, e lo hanno fatto ben 3 volte mettendo a segno 9 punti che poi sono risultati determinanti per il punteggio finale. Noi abbiamo cercato di rimontare, però non siamo stati fortunati, abbiamo anche commesso diversi errori e, tra le altre cose, il nostro gioco solito, il gioco di lanci molto lunghi, mancava all'appello uno dei ricevitori più forti d'Italia, che è stato ingaggiato da una squadra professionistica europea, il Vienna Vikings, e quindi ecco, ci è mancato particolarmente. Diciamo il nome di questo ragazzo, Andrea Serra. Quindi. Sì, Andrea Serra, un ragazzo cresciuto nei vivai dei Giaguari, che ha già avuto esperienze a livello europeo, perché ha giocato nella Lega Europea già con i Simen Milano, e in precedenza aveva giocato in Germania nella prima divisione tedesca, che è comunque un campionato di eccellenza. Quest'anno è stato contattato dai Vienna Vikings, che si apprestano a iniziare il campionato che dovrebbe cominciare attorno al 20 di maggio, le date precise non le so, però. E lui ha accettato l'offerta perché effettivamente era un'offerta piuttosto allettante, dato che nel nostro football in Italia i giocatori non vengono pagati, è ufficialmente uno sport dilettantistico, poi ci sono rimborsi spese, magari altre situazioni, però ufficialmente siamo dilettanti. E invece lui ha avuto la possibilità di essere un professionista. Un professionista. Apriamo con una brevissima parentesi per i nostri amici radioascoltatori. Ricordiamo che la Lega Europea è un campionato chiuso, una sorta di, un po' quello che si diceva nel calcio di Superlega, che comprende sostanzialmente le principali squadre
del nostro vecchio continente, no? E quindi è un campionato professionistico a tutti gli effetti. Esatto, anche se non girano cifre paragonabili ad altri campionati professionistici, come potrebbe essere anche quello italiano di basket. Sicuramente i giocatori sono rimborsati, hanno magari dei piccoli stipendi, però non stiamo parlando di cifrone. Però è un campionato di alto livello, sicuramente in Europa è il massimo livello possibile di football. Tieni presente che nelle squadre europee, che molte sono squadre storiche europee che poi si sono evolute e sono passate a questa lega, alcune sono nate apposta per fare questa lega professionistica. In queste qua, dicevo, militano anche tanti giocatori americani, perché c'è un numero elevato di stranieri presente nelle squadre, quindi sicuramente con gli americani in campo il livello si alza anche di molto. E fa piacere che un nostro giocatore abbia comunque avuto la possibilità di giocare a quel livello. Dall'altro canto però ovviamente siamo dispiaciuti del fatto che ci viene a mancare un giocatore di alto livello, e quindi ci dovremo fare i conti. Ecco. Quindi dall'altro è bello e positivo che un giocatore italiano vada a accedere di Torino, acceda alla Lega Europea, dall'altro in questo momento particolare della stagione in cui in sostanza si va a chiudere il girone di ritorno e quindi in vista playoff è un'assenza importante. Ecco, soprattutto ricordiamo la prossima partita sarà un'altra delicata trasferta a Ferrara contro le Aquile. Ricordiamo anche che all'andata i Giaguari avevano vinto bene, avevano vinto per 27, quindi oggi tu mi hai già dato qualche anticipazione per il giornale, quindi ti chiedo un attimo di dire un attimino queste cose che io ho preparato per la mia redazione sportiva. Quali sono le insidie più grandi o le insidie peggiori di questa trasferta? Ma guarda, io sono ormai 30 anni che vivo questa realtà dei Giaguari e sicuramente l'insidia maggiore sono i Giaguari stessi. Il calo di tensione, il calo di concentrazione, anche delle volte subentra una sorta di pessimismo, per cui presa una sconfitta si comincia magari a inanellarne un altro paio, come è già capitato nelle stagioni passate. Ferrara è insidiosa perché rispetto alla squadra che abbiamo incontrato all'andata c'è un quarterback, che poi è il regista della squadra, quello attraverso cui passa tutto il gioco d'attacco. C'è un quarterback americano che era lo stesso che loro avevano la prima giornata e si era infortunato e è rientrato dall'infortunio. Contro di noi avevano un valido sostituto, ma chiaramente non era all'altezza del titolare. Per cui affronteremo una squadra che ha già vinto delle partite importanti, battendo per esempio gli Scorpions Varese, che sono la terza forza del nostro girone, e quindi in chiave playoff hanno ottenuto una bella vittoria, e sono in ascesa rispetto a noi, che siamo invece un po' in declino. Sarà da vedere di recuperare tutti i vari meccanismi e le connessioni che ci hanno portato fin qui ad ottenere 4 vittorie di fila. Ricordiamo che i playoff comunque sono alla luce della classifica e comunque anche alla luce del calendario sono assolutamente un traguardo raggiungibile. Ecco, ricordiamo ancora questo per chiudere il capitolo del football e congedare Paolo. Ricordiamo ancora questo, ricordiamo che i gironi sono 2, girone A e girone B, i Giaguari appunto abbiamo detto sono nel girone B, e se non erro Paolo, allora la prima, in questo caso, nel vostro caso dovrebbe essere i Guelfi Firenze, accederà direttamente alla semifinale, partita secca in casa, mentre le seconde e le terze dei 2 gironi si sfideranno in una sorta di quarti di finale, così? Esatto, quello che si chiama nel football marca NFL, si chiama wild card, cioè una carta selvaggia, una sorta di ultimo tentativo di entrare nei playoff. È una partita secca come sempre, che si gioca in casa della meglio classificata. Quindi se i Giaguari riuscissero a mantenere il secondo posto del girone, giocherebbero questa partita in casa, che poi sia una specie di semifinale, cioè di quarto di finale, scusami, e poi si andrebbero a giocare le 2 semifinali. Se i Guelfi mantengono quello che hanno fatto vedere fino adesso, saranno sicuramente la prima squadra del nostro girone. Non hanno sostanzialmente nemici credibili. Dall'altra parte c'è una lotta a 3 fra Frogs Legnano, Dolphins Ancona e Panthers Parma, campioni in carica.
chiunque di queste toccherà ai Giaguari sarà comunque una bella gatta da pelare per noi. Durissimo. Sì. Durissimo. E vabbè, ricordiamo ancora l'ultima cosa, poi ci salutiamo, Paolo. Ricordiamo, l'abbiamo già detto all'inizio delle nostre trasmissioni, nei primi appuntamenti che Luigi ci ha concesso gentilmente in Radio Libertà, ma ricordiamo che la finale quest'anno sarà in America, nell'Ohio, e quindi sarà negli Stati Uniti, nell'Ohio, e quindi una grande occasione di promozione per questo sport, per lo sport italiano, per il football italiano, magari un po' più di difficoltà per i tifosi, o chi magari avrà il privilegio di poter andare, sicuramente una grande giornata, una grande avventura. Certo, è già stato fatto questo esperimento nel 2023, la finale è già stata giocata a Toledo, nell'Ohio, che è una città industriale molto operosa in cui un gruppo di imprenditori, alcuni italo-americani, ha avuto quest'idea. La federazione è andata dietro a questo progetto, ben contenti di poter giocare una finale negli Stati Uniti e cercare anche di promuovere il football americano in Italia. Tieni presente che per esempio la UFL, cioè la nostra lega, va regolarmente sulle TV dell'Ohio, dove ci sono dei servizi che fanno quasi invidia al nostro giornalismo, no? Perché siamo protagonisti di trasmissioni che sembrano quelle americane, quindi tutto sommato una cosa bella a vedere. Certo, per un tifoso organizzarsi per andare a seguire la propria squadra nell'Ohio non è così facile, però magari se chissà che non ci vadano i Giaguari, che magari l'Eco mi mandi, l'Eco del Chisone mi mandi. Magari sì, dai, facciamo un charter in Ohio. Va bene. Paolo, allora abbiamo chiuso col football, auguriamo ai Giaguari la miglior sorte per la prossima partita. Se vuoi rimanere un attimo in linea con noi, io dico ancora due cosine di baseball e di baseball locale e di equitazione. Sì, ti ascolto volentieri. Va bene, grazie. I radioascoltatori. Grazie a te, ciao Federico. Ciao Paolo. Allora Luigi, diamo ancora due informazioni proprio di sport locale, dello sport che seguo io. Sì, ti ho detto che sono contento anche perché dobbiamo sottolineare, Federico, tu sei braccio destro, che questa Radio Libertà, vedi che dà la possibilità di parlare per lo sport di gente normale e di gente che ha dei problemi. Sai che noi abbiamo anche attività sportive a livello nazionale e internazionale con i nostri collaboratori disabili. Quindi come vedi è una radio a disposizione, perché sono contento chiedo scusa ai tuoi collaboratori che parlano, sono dirigenti eccetera, però grazie a questa radio saranno conosciuti anche in Italia, non solo negli Stati Uniti, come diceva il nostro amico prima. Vai. Certo. Allora, ancora, vai, grazie. Do ancora due proprio news di sport locale. Allora io seguo anche non solo il football americano, ma per parlare di un altro sport che è nato in America storicamente, seguo il baseball. In questo caso seguo il baseball dei Black Horses Pinerolo, che hanno praticamente due squadre, l'Under 12 e l'Under 15, quindi proprio i ragazzi, quindi non parliamo di campionati di Serie A o massima divisione, ok? Allora, parliamo proprio della competizione giovanile dei ragazzi. E allora volevo dare questi due appuntamenti. Allora, per chi è di Pinerolo, chi fosse vicino a Pinerolo, avesse piacere di vedere il baseball, ricordo che sabato 26 aprile gli Under 12 la squadra si chiama Black Horses, giocheranno contro il Postano nel campo di Via Einaudi a Pinerolo. Domenica 27 aprile invece gli Under 15 di Pinerolesi, Black Horses, affronteranno gli Albisole Clubs allo storico stadio di Via Passobola a Torino per il baseball. E questa è la prima informazione che volevo dare di baseball. Chiudo con l'equitazione, perché io nel mio piccolo seguo anche alcuni centri di equitazione del Pinerolese, tra cui
tra cui appunto soprattutto l'Osbridge Club None, che ricordiamo negli anni passati, direi dal 2012, ha ospitato anche eventi di nicchia ma eventi internazionali, come ad esempio l'europeo di dressage del cavallo iberico, cioè quindi un europeo open aperto a professionisti e dilettanti, in cui i cavalieri montano esclusivamente cavalli iberici, spagnoli o portoghesi. Ma detto questo, lo dico perché la prossima settimana ci sarà un weekend con un nazionale A 3 stelle, montepremio di 20.000 euro, dove saranno inclusi la domenica anche il Gran Premio a 2 manche, con altezza ostacoli credo 135 e 140 centimetri, e soprattutto ci saranno anche le selezioni piemontesi per Piazza di Siena, per la famosa Piazza di Siena, che è un evento internazionale. Quindi saranno definiti gli atleti che rappresenteranno il Piemonte a Piazza di Siena. Detto questo, ricordo anche che l'Osbridge Club None e il Rampante di Garzigliana hanno sottoscritto un accordo a livello locale per promuovere l'equitazione e soprattutto hanno creato un trofeo che si disputa con gare che si svolgono mensilmente in questi 2 centri di equitazione, e ci sarà poi la finale a settembre. La finale a settembre dell'Osbridge Club None. In ultimo, allora Federico, siamo arrivati alla chiusura, grazie per aver partecipato. Ho finito. Grazie, così faccio gli auguri di buona Pasqua anche a te e ai tuoi familiari e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Va bene, grazie mille. Grazie. Ciao allora, ciao, grazie, diamo pure la linea allo studio per la seconda parte. A voi studio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Sveva e grazie Radio Libertà. Allora, noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, siamo a None, in via Volvera 3, e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Per collegarsi e mettersi in contatto con noi dovete fare il 328 07 15 232 per prendere gli appuntamenti, oppure inviare una mail a ufrapportisociali@libero.it. Così noi siamo presenti con tutte le persone che vi ho detto prima, sono tutti professionisti che danno la loro presenza volontariamente, quindi non ci sono problemi economici, chimici, c'è la tecnica e la presenza per l'aiuto a chi ha bisogno. La nostra appunto è un'associazione già da più di 25 anni che esiste e a disposizione di tutti i cittadini. Adesso nella seconda parte, intanto salutiamo l'architetto Arturo Calligaro, che ormai fa parte del gruppo, perché lui, oltre che essere un tecnico a livello di architettura e quindi di studio, è anche un politico di un certo livello in Piemonte, nella città di Moncalieri, e a livello anche politico generale, perché oggi parleremo, caro Arturo, intanto ti saluto, ti ringrazio
e poi ti dirò di cosa voglio parlare, perché è un argomento abbastanza importante. E ringrazio anche tu, Arturo, di salutare e fare gli auguri di buona Pasqua a tutta la redazione, perché vedi che sono con noi a disposizione, una cosa incredibile. Che ne dici, Arturo? Un bacione, vai. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno, un abbraccio a te, un saluto e un ringraziamento alla regia. Sì, siamo alla vigilia di Pasqua e quindi è giusto fare gli auguri di buona Pasqua a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti quelli che ci conoscono, quindi tanti auguri di buona Pasqua, che sia serena come si usa dire, e che anche il tempo sia clemente per chi ha scelto di uscire di casa e andare in giro e spostarsi in macchina, no? Sulle nostre strade. Abbiamo assistito nei giorni scorsi ai danni anche in Piemonte, nella nostra terra, che ha causato anche eventi luttuosi, per cui questa Pasqua sia una Pasqua gioiosa e felice per tutti. A te, Luigi. Sì, no, allora bisogna anche parlare di cose che noi, va bene, oggi, domani è festa, poi il martedì cominciano le grane. Qui io ti leggo una cosina, poi voglio il tuo parere tecnico e soprattutto politico, Arturo, perché sto parlando di Stellantis in non profondo, sprofondo rosso. Abbiamo la produzione meno 35%, Torino ferma e stiamo festeggiando la Santa Pasqua, la resurrezione. Se il 2024 è stato un anno nero, nel primo trimestre la situazione è peggiorata ancora. Tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, che per trovare un dato così basso bisogna andare al 1956, Arturo. C'è qualcuno che non è ancora neanche nato. Mirafiori meno 22,2% e appena tra di loro 70 Maserati, ovvero sia nei primi 3 mesi del 2025 la produzione di Stellantis è in forte peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2024, che era stato un anno nero. Tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo, Arturo, del 35,5%. Per trovare un dato così basso bisogna risalire al 1956 e qui parliamo di gente che deve lavorare, non di che studia e basta. Tutti gli stabilimenti di auto e veicoli commerciali sono in rosso e i dati aggraveranno ulteriormente la situazione. Lo ha spiegato in questo caso Ferdinando Ugliano, segretario generale della FENCISL, in un incontro appunto a Torino. Le auto prodotte nel trimestre sono 60.533, meno, Arturo, 42,5%. I veicoli commerciali 49.367 prodotte nel trimestre 2024. Nel primo trimestre del 2024 la produzione era stata di 170.415.000 unità. Nel dettaglio, secondo quanto viene specificato da Giuliano, la produzione di autovetture è scesa appunto del 42,5% a 60.533, da 170.000 a 60.000. Quindi per quanto riguarda invece i veicoli commerciali, la produzione dei primi 3 mesi dell'anno è scesa anche lei del 24,2% a 49.367 unità, contrariamente al dato dell'anno precedente che era di 49.366. Quindi le previsioni negative che abbiamo stimato a fine anno continueranno a peggiorare continuamente nel 2025. La tua idea su questo discorso, perché è lungo, che cosa ci porta a fare, parlando dal martedì, ecco, lasciamo che domenica e lunedì di Pasqua festa la festeggino, per poi martedì
che facciamo? Che diciamo alla gente quando verranno in ufficio a parlare con te, Arturo? Vai. Sì, è una situazione prevedibile quella di Torino. Noi siamo stati profeti in questo senso sin da quando l'Europa ha imposto questo nuovo modello di mobilità green, no? Il Green Deal fatto e attuato senza conoscere il territorio, senza conoscere le realtà industriali europee, ma soprattutto quella italiana, ma soprattutto quella torinese. E il fatto che le fabbriche automobilistiche pensassero che bastava imporre un modello e che i cittadini in qualche modo lo accogliessero senza dire nulla, e quindi imporre un cambio di mobilità dal motore termico al motore elettrico fosse un passaggio che tutti i cittadini condividevano, ha portato a questa realtà. Noi l'abbiamo sempre detto, non perché ci siamo scagliati contro le autovetture elettriche, ma perché proprio realmente conoscevamo il territorio, soprattutto noi che abitiamo a Torino sappiamo qual è la realtà operaia per quella che è rimasta, la realtà economica e la realtà delle finanze del nostro paese. Imporre una trasformazione impedendo poi la costruzione e la vendita di autoveicoli nel 2035, quindi domani, voleva dire modificare tutto il nostro sistema industriale e noi non eravamo preparati, perché in 10 anni il passaggio all'elettrico, sapendo poi che era un progetto industriale che la Cina in qualche modo controlla, e quindi controlla in tutte le sue sfaccettature. Lo vediamo adesso che sul mercato italiano la Cina continuerà a produrre le auto con motore termico anche il 2035, perché sta vendendo adesso i modelli per entrare sul mercato italiano e essere pronta a vendere anche le autovetture sul mercato italiano. Abbiamo avuto una Fiat ceduta a Stellantis, e quindi non è più Fiat, e gli agnelli si sono in qualche modo defilati, e quindi la mente dell'automotive italiana è passata da altre parti, non più a Torino, con la connivenza della famiglia Agnelli e del presidente Elkann, che ha fatto questa operazione, unita a questo Green Deal europeo che è stato devastante per la nostra economia, e non solo la nostra, ma in Germania è la stessa cosa, la Francia un po' meno, ma dirò dopo il motivo. E questa scelta scellerata di impedire la vendita dei motori termici dopo il 2035 ha portato a questa crisi, sapendo benissimo che l'autovettura elettrica, proprio per quelle considerazioni che abbiamo fatto prima, che i componenti, le batterie e quant'altro vengono fatti in Cina, e quindi andiamo a consegnare la nostra produzione industriale ai cinesi e non ce l'abbiamo più in Italia, creando una rete di disoccupati, una popolazione che prima si occupava della costruzione delle autovetture e soprattutto dei motori tecnici, che non ha più senso di essere. Quindi, come è successo per il distretto delle pentole nel Verbano Cusio-Ossola, che i nostri imprenditori sono andati a costruire in Cina, e adesso la Cina ha inondato il mondo con le padelle grazie alla tecnologia italiana, e quindi anche in questo contesto la mente magari è rimasta nel Verbano Cusio-Ossola, però le fabbriche sono tutte in Cina. Allora, con questa scelta europea di bloccare la vendita di auto con motore termico, e senza la conoscenza del fatto che queste auto, come dicevo prima, i prodotti provengono dalla Cina e i prezzi vengono imposti proprio in qualche modo dalla Cina, noi abbiamo
un mercato che non assorbe la produzione delle autovetture elettriche. Non puoi costringere un cittadino a comprare una vettura elettrica che non ha autonomia, che costa molto di più di una macchina con motore termico, e quindi è chiaro che non riuscendo a vendere le autovetture i magazzini rimangono pieni. Con tutta la reclame che viene fatta e quant'altro, non si riesce a vendere queste macchine elettriche. E allora, dato che una delle leggi importanti dell'economia è che la politica non può condizionare i processi economici, a meno che tu non sia in uno stato socialista, in uno stato comunista, chiamiamo così, dove tu imponi alla gente quello che deve comprare e quindi gli produci solo quello che deve comprare, e chi ha i soldi li compra e chi non ha i soldi li compri, ma non siamo ancora in questo caso, e quindi la gente non ha i soldi per comprare le macchine elettriche e ha dimostrato di non credere nell'autovettura elettrica. Allora siamo di fronte a una realtà dove Stellantis dovrà in qualche modo, insieme alle altre case costruttrici, far cambiare idea all'Europa sul modello di mobilità. Quindi, come si sta lavorando per cercare di eliminare questa data del 2035 sulla produzione dei motori termici, e quindi eliminando questo momento in cui non si potranno vendere motori termici, eliminando questo, allora magari si può ripensare a riproporre alcuni modelli di autovetture, di mobilità, e noi italiani eravamo i primi a progettare, a costruire autovetture, lo siamo ancora in alcuni campi, vedi la tecnologia che raggiunge Ferrari o quant'altro, e per cui se si riuscisse a eliminare questo limite e a riproporre un altro modello di mobilità che possa non dipendere totalmente dalla Cina, allora vedremo le nostre fabbriche che riprendono a produrre modelli e quindi a dare lavoro soprattutto agli operai, che potranno di nuovo comprare le autovetture, perché questo è un gatto che si morde la coda. L'autovettura elettrica è cara, gli operai sono in cassa integrazione, non hanno soldi, non hanno risorse per comprarsi l'autovettura elettrica, quindi se ne venderanno. È un cerchio vizioso che bisogna interrompere, altrimenti si venderanno sempre meno macchine, e lo spettro che ci sarà a Torino sarà quello della chiusura di Mirafiori, l'unico stabilimento di Torino. Poi abbiamo Maserati a Grugliasco che ha un'altra sorte, però a Torino abbiamo poche produzioni. Se non si inverte questo modo di pensare di mobilità, vedremo fra poco che anche Mirafiori non avrà futuro come le altre fabbriche in Italia, perché non vendendo nelle macchine e soprattutto i modelli. La politica della Fiat dopo Marchionne è stata, a mio giudizio, molto negativa, proponendo dei modelli che non erano concorrenziali con altri modelli di altre case automobilistiche, e quindi cercando di imporre appunto una mobilità fatta con dei modelli che non erano più il cavallo di battaglia della Fiat. La Fiat è nata vendendo macchine di una certa qualità ed economiche. Ultimamente non è più stato così, quindi anche Stellantis, se vorrà in qualche modo, qualora l'Europa cambiasse direzione, dovrà anche rivedere la politica industriale e sui modelli da proporre al mercato, perché il mercato è quello che condiziona e che dovrebbe condizionare le scelte della dirigenza dell'industria. Io penso c'è anche un'altra cosa, caro Arturo, visto che noi trattiamo il codice della strada, dico bene, come base della nostra trasmissione, c'è per esempio anche
l'articolo, perché questo è del 12 di aprile, quello che ti leggo, caro Arturo, settimana, non di più, e parla del nuovo codice della strada per le bici e i ciclisti. Noi stiamo già parlando di auto elettriche del 2035, qui si parla del giorno dopo, già domani, ovvero sia il nostro, si dice che Edoardo Galatola, che è responsabile sicurezza della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, il nuovo codice della strada non ha portato un cambiamento radicale, che ecco perché devi poi dare una risposta tecnica e politica, ma ha creato difficoltà e tolto degli elementi che stavano funzionando non a fronte di una valutazione. Come ha modificato la ciclabilità il nuovo codice della strada? È entrato recentemente in vigore? La domanda che fa. Dice: che fine hanno fatto le corsie ciclabili, il doppio senso ciclabile, le case avanzate, le strade urbane ciclabili e le corsie bus più bici? A quanto sembra, la riforma ha di fatto fermato l'applicazione di questi nuovi dispositivi introdotti nel 2020, Arturo, mettendo in difficoltà le amministrazioni locali. Nuove norme e definizioni che potrebbero limitare la circolazione di chi sceglie di utilizzare la bicicletta in città nel pieno rispetto dei propri bisogni e delle proprie esigenze. Per fare il punto sulla situazione abbiamo scambiato due chiacchiere con Edoardo Galatola, responsabile appunto della sicurezza FIAB, cioè quella federazione che ti ho detto, Italiana Ambiente e Bicicletta. È un'organizzazione che promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, non il cicloturismo. Quindi parla di, come noi, di persone semplicissime. Per chiudere, la FIAB invoca maggiore trasparenza e accuratezza nella comunicazione dei dati sulla sicurezza stradale. Perché? Chiediamo al MIT di fornire i dati completi, disaggregati e verificati, così da consentire una valutazione oggettiva della situazione. La sicurezza stradale è un tema troppo importante e tu lo tieni sempre, Arturo. È necessario un approccio basato sui numeri solidi e ben circostanziati e su analisi accurate al fine di individuare in modo puntuale le criticità e adottare misure concrete per la tutela di tutti gli utenti della strada. La diffusione di informazioni parziali o interpretate in modo fuorviante rischia di generare confusione facendo abbassare la guardia ai cittadini. Cioè, noi siamo d'accordo di discutere sul nuovo codice della strada, però vedi che qui ci sono associazioni tipo questa che anche dicono che forse non sono all'altezza quelli che l'hanno deciso. Cioè, il tuo parere tecnico e politico su questa cosa è del 12 di aprile questa, Arturo, della settimana scorsa, quindi non stiamo raccontando cazzate, abbiamo nomi, cognomi e dati di fatto. Il tuo parere su questo, Arturo? Vai, c'è ancora 6 minuti, vai. Sì, anche su questo tema c'è sempre molta ideologia. Allora, le associazioni, quelle cosiddette che tutelano i ciclisti, fanno, è chiaro, molta sensibilizzazione dell'opinione pubblica per cercare di portare a casa qualcosa per le loro associazioni. Giustamente si muovono, però io vorrei vedere i numeri di quante persone si spostano in bicicletta per lavoro, non a scopo ludico, e soprattutto togli i centri delle città, togli magari anche le grandi città, ma nelle altre piccole, medie o soprattutto nelle zone di periferia della città, quanti sono quelli che usano la bicicletta per motivi di lavoro. E quindi facciamo le politiche e investiamo delle risorse se i numeri giustificano questi investimenti. Noi
parlo dell'esperienza di Moncaglieri, dove sono amministratore locale, abbiamo costruito delle piste ciclabili dove non vedi mai nessuno che si sposti per lavoro. Ogni tanto trovi qualcuno che fa sport, quindi ha queste biciclette che costano 7-8 mila euro per andare sulle piste ciclabili e per fare movimento. Quindi se noi a questa gente pagassimo una palestra per andare in cicletta, ci converrebbe, anziché investire decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro per realizzare piste ciclabili che non utilizza nessuno e che a volte sono un danno anche per le attività economiche. E tu, abitando a Torino, nei pressi di Vianizza, l'esempio devastante di quello che è stato è Vianizza. Abbiamo Vianizza che è una ancora delle poche vie commerciali dove abbiamo i piccoli negozi, i negozi di vicinato che vivono proprio sull'utenza che si ferma e che non va in bicicletta, che va in automobile a comprare, che magari passa da lì, si ferma e compra la verdura, il pane o quant'altro, che sono state penalizzate enormemente dalla realizzazione delle piste ciclabili, che hanno eliminato un numero impressionante di posti macchina, perché mentre prima si posteggiava soprattutto vicino a Piazza Bengasi, vicino a Piazza Carducci, in Vianizza Spina di Pesce, e quindi ci stava un certo numero di autovetture. Adesso con la realizzazione della pista ciclabile le Spine di Pesce sono diventate parcheggi normali allineati, perdendo un numero impressionante. Quindi la gente non si ferma più, non riesce più a fermarsi per andare a comprare in questi negozi. Quindi andiamo a colpire anche delle attività economiche che prima riuscivano a sopravvivere, a fare concorrenza ai grossi centri commerciali. Quindi guardiamo i numeri di quanti si spostano in bicicletta e limitiamo gli investimenti ai numeri. Quindi se nel centro delle città, dove viene più usata da quei pochi la bicicletta per andare a lavorare, investiamo in quello, ma non andiamo a investire in piste ciclabili, zone 30 nelle periferie per togliere posti auto e per limitare la scorrevolezza delle nostre strade alle autovetture. Allora, io a queste persone direi, innanzitutto, le biciclette elettriche, targa e casco come tutti gli altri veicoli che abbiano un motore, perché non è giustificabile che io mi compri una bicicletta elettrica da 10.000 euro, no, e non paghi nulla, non paghi assicurazione, possa ancora girare nelle corsie preferenziali, e se mi compro un motorino che mi costa 2.000-3.000 euro, invece devo avere assicurazione, bollo, casco e tutto quello che sappiamo noi. Allora equipariamo le biciclette elettriche ai motocicli. Allora a questo punto vediamo un po' com'è la diffusione della bicicletta elettrica e quante poi se ne vendono, qualora venissero messe queste norme. Per cui non ragioniamo con l'ideologia, ragioniamo con i numeri. Nelle nostre città non sono fatte a dimensione di bicicletta, sia vuoi per il clima, perché quando piove, nevica, fa freddo, quindi la gente è limitata a usare la bicicletta. Noi non siamo come in Olanda, noi abbiamo le nostre colline. Torino una parte è collinare, ma molti comuni dove sono state realizzate piste ciclabili sono comuni collinari, quindi è difficile che la gente riesca ad avere una bicicletta e andare a lavorare se devi farti una salita o una discesa impervia come sono quelle delle nostre colline. Per cui anche in questi contesti non bisogna ragionare con l'ideologia, ma bisognerebbe realizzare con la pratica, sapendo che si investono soldi di tutti i cittadini e che magari quelle risorse che vengono destinate per queste infrastrutture si potrebbero destinare per la protezione dalle alluvioni, e costruire nuovi collettori fognari
per non allagare le zone delle città. Quindi io la vedo in questi termini, quindi fanno bene le associazioni a far sentire la voce, ma ci vorrebbe qualcuno che è conscio da dove provengono le risorse dei cittadini e che quindi non le consideri in maniera ideologica delle opere da realizzare, ma da mediare. Quindi noi possiamo ringraziare questa radio, perché grazie a questa radio riusciamo a parlare di chi dice una cosa, chi ne dice un'altra al di sopra. Noi non è che critichiamo X o Y, noi riportiamo, e tu mi stai dando ragione, di quello che viene detto, a far sentire a chi ci ascolta come stanno le cose, sia di destra che di sinistra, per dire. Quindi noi al di sopra riportiamo. Poi se dobbiamo dare un giudizio personale è una cosa, se dobbiamo dire delle altre cose, però qui si tratta del nuovo codice della strada che serve sia per X sia per Y. Arturo, guarda, mi dispiace ma ti ho fatto stare poco tempo perché siamo già in chiusura. Ringrazio e anche tu buona Pasqua alla nostra bellissima Sveva, perché guarda che ci sta dando una mano incredibile. Vai Arturo. Allora, grazie e auguroni a Sveva, come estendo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, a te Luigi, un saluto e a risentirci sabato prossimo. Buona Pasqua a tutti. Grazie Arturo, anch'io ringrazio tanto Sveva e soprattutto Radio Libertà. Vi ricordo che noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, con la quale trattiamo, come vi abbiamo presentato, sia riguardo allo sport, sia alla politica, sia allo studio, sia alla cultura, qualunque cosa, perché abbiamo personale altamente qualificato e preparato e lo stanno dimostrando. Però, ripeto, sottolineo, lo stiamo dimostrando perché c'è questa radio che ci consente di poterlo dimostrare, e siccome noi lo facciamo col cuore e la radio ci dà una mano in più, invece di peggiorare mi pare che stiamo migliorando. Quindi anch'io, a nome di tutta l'associazione, do gli auguri di buona Pasqua allo studio e soprattutto a tutti gli ascoltatori. Ci risentiamo sabato prossimo alle ore 11 e parleremo di tematiche proprio anche con l'ingegner Diego Cudia, il quale adesso la settimana prossima andrà in Spagna perché ci sono delle novità e lo faremo spiegare, perché si parla dell'elettrico, come diceva prima l'architetto Arturo Caligaro, che è 5.35 è fra poco, ma lì si parla già oggi di quello che succederà. A voi studi e grazie ancora, buona Pasqua e un bacione a tutti. Grazie Sveva. Avete ascoltato Filo Diretto,